E a Trieste oggi il Comune ha spiegato nel dettaglio i termini e i contenuti del ricorso che è pronto a presentare contro il via libera che a febbraio scorso il Ministero dell'Ambiente ha dato al progetto del rigassificatore di gas natural. Alla base del ricorso motivazioni scientifiche, di sicurezza e di politica internazionale. Gioia Meloni. Il Ministero nel deliberare si è avvalso del parere della Commissione Via Vas, la quale ha contestato molti degli elementi contenuti nello studio dell'autorità portuale triestina. Fra questi l'aumentata previsione del traffico navale, conseguenza del nuovo piano regolatore portuale, i suoi tempi di realizzazione ed eccependo anche sul tonnellaggio delle navi che transiteranno. Il Comune di Trieste però non ci sta, la considera lesiva di tutte le parti interessate e presenta formale ricorso al TAR del Lazio, competente per materia. Contro il nulla osta al progetto trovano spazio anche nuovi studi dell'OGS sulle caratteristiche della faglia nel Golfo che preludono a un possibile rischio sismico, fatto non noto all'epoca delle valutazioni precedenti, e il parere contrario della vicina Slovenia. La Giunta Comunale contesta poi l'accettazione del rifiuto della Capitaneria di Porto di emanare subito le regole di sicurezza sulle gasiere, rimandandole invece a dopo la costruzione dell'impianto, come spiega l'assessore all'ambiente Laureni, che si rifà all'esperienza del porto di La Spezia. Noi questo lo riteniamo quantomeno discutibile, visto che il porto di La Spezia ha deciso di adottare prima una regola di sicurezza per il traffico delle gasiere dicendo che alla Spezia c'è molto vento. Traga lei le considerazioni se Trieste può chiamarsi fuori da questo discorso. Insomma, è stato detto, se adottassimo le stesse misure di sicurezza sarebbero così restrittive da non rendere possibili i traffici gasieri nel Golfo. Infine, il rischio è quello di approvare un'opera senza via d'uscita, visto che la SNAM, che dovrebbe distribuire alla rete il gas liquido, non ha ancora ottenuto la valutazione di impatto ambientale. Si potrebbe quindi perfino verificare il paradosso che il gas non possa uscire dall'impianto di Zaule. L'auspicio del Comune di Trieste, il cui ricorso si affianca a quelli di Muggia e San Dorligo, è che il Ministero faccia una riflessione globale sulle procedure adottate per valutare un impianto che presenta caratteristiche rilevanti di rischio.